Truffa informatica via messaggio e poi telefono svuotati per 162.000 euro i conti della parrocchia di Villatore di Saonara. Nello sconforto il parroco che ha informato la comunità con un'edizione straordinaria del bollettino. La tragedia della piccola Beatrice Angela, morta a 5 anni per colpa di 4 virus che le hanno compromesso gli organi vitali, caso rarissimo, dice la pediatra. Udienza preliminare per l'omicidio di Aymen, il 17enne accoltellato a Macerata ha concesso il rito abbreviato al killer che ride in aula la rabbia dei genitori della vittima. È stato ritrovato a Marghera, sul ciglio della strada, il corpo privo di vita del 64enne dipendente postale di Mestre scomparso da dicembre dello scorso anno, disposta l'autopsia. Aperta un'inchiesta per istigazione al suicidio sulla morte in carcere di Stefano Voltolina, 27 anni, di Chioggia. Al Due Palazzi Stefano aveva ritrovato come volontaria la sua prof delle medie. È arrivato in questi giorni il picco di contagi dell'influenza in azienda ospedaliera a Padova, 6 persone ricoverate in terapia intensiva, assalto alle farmacie. Udienza in tribunale domani a Vicenza per 12 persone accusate di aver fatto il saluto fascista nel 2022, il giorno del ricordo della strage di Schio, sullo sfondo i fatti di H. Larenzia. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione regionale dei nostri telegiornali la truffa sciocca ai danni della parrocchia di Villatora. Siamo a Saonara, nel Padovano. I conti della parrocchia, pensate, sono stati svuotati per 162.000 euro. Ne ha dato notizia nel bollettino parrocchiale, una versione straordinaria del bollettino parrocchiale è lo stesso parroco. 162.600 euro, 45.100 euro dal conto corrente del centro parrocchiale, 117.500 da quello della parrocchia consacrata ai santi Simone e Giuda. E questa è la cifra truffata a Villatora di Saonara da abilissimi malviventi che sono riusciti a farsi consegnare le chiavi per poter sottrarre l'ingentissima somma attraverso movimenti da sportelli ATM di 2 diverse filiali di Napoli della banca della parrocchia. Frutto di una raccolta fondi e di risparmi, il denaro era destinato a interventi di manutenzione delle opere parrocchiali e alla realizzazione di un magazzino. È la sera del 18 dicembre quando a cadere nella trappola è il parroco di Villatora, Don Valentino Sguotti. Scoperta la truffa solo il mattino seguente, dopo la telefonata della banca, il sacerdote con il consiglio pastorale e i consiglieri per la gestione economica hanno informato i cittadini attraverso un'edizione straordinaria del bollettino parrocchiale. Sotto shock la comunità. Sicuramente Don Valentino non è uno sprovveduto, probabilmente tutto è accaduto in un momento così che ha abbassato l'attenzione, però mi auguro appunto che la cosa si risolva. Io spero veramente che si riesca comunque a rientrare di questa cifra attraverso quei cavilli, quelle leve che si possono fare sull'importo che è stato prelevato, che è notevole, dove ci dovrebbero essere dei banner precisi oltre i quali appunto non si possono prelevare. La truffa patita è stata denunciata dalla parrocchia, che ha anche informato il vescovo e gli uffici competenti della curia padovana. Tutti sono al lavoro per recuperare il denaro, vitale per la gestione delle opere e delle strutture della comunità di Villatora di Saonara. Sono forti dispiacere, lo sconforto e lo smarrimento del parroco, si legge nel bollettino parrocchiale, che si conclude con un invito ad alzare l'attenzione contro truffe che si stanno affinando a tal punto da imbrogliare anche le persone più scrupolose. Ennesimo femminicidio nel pomeriggio in Trentino, ha ucciso la compagna e si è suicidato. È successo nel comune di Valfloriana. Dalle prime ricostruzioni l'uomo di 45 anni, Igor Moser, ha ucciso la propria compagna di 38, Esther Palmieri, in un'abitazione proprio del comune di Valfloriana, per poi suicidarsi impiccandosi. C'era in corso, si apprende da fonti investigative, una separazione. La coppia aveva 3 bambini di età compresa tra i 5 e i 10 anni, così dunque in Trentino l'ennesimo femminicidio. E veniamo a Padova scossa per la tragedia della piccola Beatrice Angela, morta a 5 anni per causa di 4 virus. Un evento rarissimo, spiega la pediatra d'Adalt.
Com'è possibile che una bambina sana possa morire in così pochi giorni per colpa di 4 virus? È la domanda che tutti si fanno dopo la tragedia della morte della piccola Beatrice Angela di appena 5 anni. Si tratta di casi piuttosto rari, spiega la pediatra Liviana D'Adalt. Una piccola percentuale di bambini, direi inferiore al 5%, forse intorno all'1% rispetto a tutte le infezioni. Dicevo, in una percentuale così bassa di bambini, le infezioni però possono avere invece un andamento completamente diverso, un andamento che noi chiamiamo andamento invasivo, andamento fulminante. D'Adalt, storica direttrice del Polo della Salute della Donna e del Bambino di Padova e ora presidente della Fondazione Salus Pueri, vuole lanciare anche un messaggio rassicurante. Molto spesso dicevo, più virus o virus e batteri insieme possono coesistere come causa di queste infezioni. Questo non necessariamente ne condiziona la gravità. Quindi un messaggio tranquillizzante: le infezioni ci sono frequenti, nella maggior parte dei casi sono benigni, anche se più agenti infettanti possono coesistere. Ancora una volta, per evitare complicazioni è sempre opportuno scegliere la vaccinazione per i bambini. Quello che stiamo vedendo ora è una era, così dire, post-vaccinale, la chiamiamo, no? Che anche i virus, che credevamo essere più benigni, anche i virus, come per esempio il virus dell'influenza, possono determinare in una piccola percentuale di casi questo andamento così fulminante e potenzialmente anche letale. Quindi anche per questi, solo per alcuni di questi, l'arma più forte rimangono le vaccinazioni. Trapianto di cuore su una bimba di appena 4 anni è stato eseguito all'azienda ospedaliera di Verona, all'azienda ospedaliera universitaria. La piccola soffriva di una cardiomiopatia dilatativa grave, diagnosticata già in gravidanza e che solo una donazione di organo poteva risolvere. Un risultato straordinario, commenta il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, complimentandosi con i sanitari scaligeri. Ieri Olimpia ha festeggiato i suoi 4 anni con un cuoricino nuovo, scrive Zaia. Il regalo più bello che il donatore potesse farle, che il successo del trapianto potesse poi concretizzare. Queste le parole di Zaia. La cronaca giudiziaria ci porta a Treviso per l'omicidio di Aymen, il 17enne accoltellato l'anno scorso, era maggio, a Varago di Maserata. Oggi l'udienza preliminare con lo stesso killer, Elia Fiorindi, in aula, che ha riso scatenando l'ira dei genitori di Aymen che erano presenti. Quando hanno ucciso nostro figlio, hanno detto mamma e papà di Aymen ai nostri microfoni, hanno ucciso anche noi. Oggi come se fosse appena morto mio figlio. Lui è entrato il nuovo anno e lui ha ucciso mio figlio e lui con la sua famiglia. Invece io sono entrata nella sua camera e non ho trovato mio figlio. Aymen è stato ucciso lo scorso 11 maggio a Varago di Maserata, colpito a morte dal 18enne Elia Fiorindi. Lo strazio della mamma Amaria, che ci racconta come abbia avuto Aymen a 18 anni. Lui ci dice, tra le lacrime, era la mia felicità. Quando ti siedi nel tavolo e trovi il suo posto che è vuoto, quello è un grande dolore. Quando entri nella sua camera e trovi tutta la sua roba, il suo armadio, le sue cose della scuola, la sua scrivania, tutte le sue cose ci sono dentro, ma lui non c'è. Fa fatica a trattenere le lacrime. La sua vita è finita quel giorno, ci racconta. Aymen non c'è più, ma rimane sempre nel mio cuore. Papà Amine, oltre al dolore, ha tanta rabbia. Stanno parlando male di mio figlio, che non può difendersi, ci dice. Fiorindi ha potuto passare le festività con la sua famiglia. Invece Aymen è sottoterra. Sottoterra, poveraccio, non risponde neanche. Perché cosa hanno detto per lui, hanno parlato anche male per lui, perché lui non può rispondere, è sottoterra. Lui non si può difendere, dice. Infatti, non si può difendere perché è sottoterra. Cosa si aspetta oggi qua? Giustizia. Io aspetto solo giustizia. Non voglio niente di più né di meno. Giustizia. Si asciuga le lacrime, Amaria. Il suo cuore si è fermato quel maledetto 11 maggio. Ancora, ci dice, non riesco a credere che mio figlio sia morto. Quando non lo senti, ti chiama mamma, quello è un grande dolore.
Solo quello. Solo quello. Ora a Marghera, dove è stato ritrovato dopo 2 settimane di ricerche il corpo privo di vita di Willy, il 64enne dipendente delle poste, scomparso da 2 settimane. È stato ritrovato sul ciglio della strada, un vero e proprio giallo. È mistero per il ritrovamento del corpo privo di vita di Roberto Barbiero, il postale di 64 anni, rinvenuto cadavere a bordo strada proprio qui in via della Pila a Marghera, all'altezza del civico 127. L'autopsia disposta per domani svelerà quali siano state le cause del misterioso decesso, visto che sul corpo non ci sarebbero segni evidenti di violenza e visto che il ritrovamento sarebbe avvenuto in un tratto di strada molto trafficato quotidianamente da tir e auto che da qui si dirigono verso la tangenziale di Mestre e verso l'autostrada 4. In questi 20 giorni dalla scomparsa del 64enne mestrino, tratto di strada al contempo molto battuto anche dai Rangers e da tutte le forze dell'ordine in cerca proprio di lui. Non si capisce dunque come nessuno fino a lunedì scorso, 8 gennaio, avesse visto il suo cadavere a bordo strada prima dell'automobilista che ha dato poi l'allarme chiamando gli agenti delle volanti. Poliziotti che tra gli effetti personali di Willy, come era chiamato dagli amici, hanno trovato addosso anche il portafogli con quasi 1.000 euro in contanti. Sospetti e perplessità anche da parte dei colleghi che ne avevano denunciato la scomparsa da fine dicembre scorso. Anche se purtroppo in condizioni così tristi, che sia stato ritrovato il corpo del nostro carissimo collega Willy. Questa è la cosa che noi ci tenevamo di più, perché almeno i suoi parenti e noi si può fare una sepoltura degna. Una morte avvolta da tanti, troppi punti interrogativi, questa di Roberto Barbiero. Come mai si trovava in quest'angolo della città, dato che non ci vedeva bene e non guidava? Ci è arrivato da solo, camminando da via Camarcello, dove il 21 dicembre pomeriggio si era recato al sindacato per i calcoli della pensione. Il 21 dicembre è stato di fatto l'ultimo suo giorno di lavoro. Mi fa anche un po' venire una lacrima, perché mi ricordo il giorno 21, l'ultimo giorno di lavoro che ha fatto con noi. Era contentissimo di raggiungere il patronato per mettere la firma della chiusura del rapporto con la nostra società Poste che doveva raggiungerlo il giorno 21 di pomeriggio alle 3:30, cosa che lui ha fatto, e poi dopo non abbiamo più avuto nessuna sua notizia. È stata aperta un'inchiesta per istigazione al suicidio sulla morte in carcere di Stefano Voltolina, 27 anni, originario di Chioggia. Il giovane si è tolto la vita lunedì pomeriggio, ma il PM ha disposto per l'appunto l'autopsia. Nel carcere Due Palazzi Stefano aveva ritrovato come volontaria la sua professoressa delle medie, l'abbiamo intervistata. Stefano lei lo aveva conosciuto nella sua carriera di insegnante nel periodo delle scuole medie, e il suo sguardo l'aveva talmente colpita che una volta che l'ha rincrociato nella biblioteca del carcere ha detto: è Stefano. Quel giorno, io adesso mi ricordo, quel giorno quando lui è arrivato, erano in 2, lui e un altro ragazzo, sono entrati così un po' spavaldamente. Era la prima volta che venivano in biblioteca, quindi hanno attirato un po' la mia attenzione e lui mi ha immediatamente ricordato qualcosa. E quando poi è arrivato a registrare i libri che aveva preso, gli ho chiesto: ma scusi, lei come si chiama? Stefano. E a quel punto Voltolina, sì, io sono la mezza casa, gli ho detto. E a quel punto so che tutto si è bloccato e dopo non vedevo l'ora di ritrovarlo. Cioè al giovedì quando andavo io dicevo: speriamo che venga Stefano, speriamo che ci sia. 3 volte è venuto e insomma, ovviamente ero contenta di vederlo. La notizia è arrivata praticamente subito. Sì. Cosa ha pensato? Lei ha scritto: è un fallimento. Senta, non è la prima volta che arrivano queste, scusate,
scusate un attimo. C'è una riflessione che deve partire da una storia come quella di Stefano, perché storie come quelle di Stefano non accadano più. Quando io li incontro dentro lì in biblioteca oppure nella redazione di Ristretti, mi sembrano delle persone che hanno tantissime risorse. Sono dei ragazzi in gamba. Spesso riesco in pochi minuti a parlare con loro, arrivare al nocciolo di questioni. E io dico, ma non è possibile che questi ragazzi non abbiano un'altra possibilità. Poi trovo persone adulte che là dentro sono cambiate, e Stefano faceva di tutto. Non si può dire che non ci abbia provato, Tutto quello che gli è stato offerto lui l'ha preso. Quindi non c'era un'altra possibilità per lui. Parliamo di influenza, facciamo il punto. C'è una quarta vittima veneta con l'influenza. Si tratta di un 78enne padovano con patologie pregresse, morto all'ospedale di Schiavonia qualche giorno fa. L'influenza stagionale sta raggiungendo il suo picco. In azienda ospedaliera a Padova ci sono 6 persone in terapia intensiva. Però abbiamo 6 persone in terapia intensiva dovute appunto all'influenza che non si sono vaccinate. Allora il tema è proprio questo: siccome c'è questa opportunità, l'H1N1 poi è dentro, no, al vaccino, c'è questa opportunità della vaccinazione, approfittiamone, ecco, questo mi sento di dire alla gente. I numeri dell'influenza superano quelli del Covid. In ospedale a Padova ci sono 50 persone ricoverate per altre patologie con il Covid. È una pressione ospedaliera, ma è una pressione sotto controllo. Naturalmente la pressione ospedaliera è soprattutto nelle aree mediche per i ricoveri. Gli accessi nei pronti soccorsi sia pediatrico che degli adulti sono in calo, e questo è un dato che tutto sommato ci fa ben sperare. La curva epidemica, adesso aspettiamo il dato di venerdì, comunque sembra flettere, quindi dovremmo avere raggiunto, essere vicini appunto al picco dell'epidemia, e quindi andiamo verso una fase di, speriamo, normalità nel più breve tempo possibile. Oltre all'azienda ospedaliera, anche l'USL 6 durante in questi mesi ha vaccinato oltre 181.000 persone contro l'influenza, un'adesione bassa in termini di numeri, ma è ancora possibile scegliere la vaccinazione proposta per le categorie fragili dai medici di base, dalle farmacie, e con 2 date open day dell'USL 6, sabato 13 e 20 all'ospedale Colli e sempre sabato 20 a Monselice. Sono 43.666 gli studenti del Veneto che dal 18 gennaio sceglieranno l'indirizzo e l'istituto di scuola secondaria superiore che intendono frequentare nel prossimo anno scolastico. La provincia di Treviso, con oltre 8.100 studenti, è terza, dopo Verona 8.499, Padova 8.300, seguono Vicenza, Venezia e Rovigo, chiude Belluno con poco più di 1.600 alunni. Le iscrizioni saranno aperte dalle 8 del 18 gennaio fino alle 20 del 10 febbraio. Per le iscrizioni i genitori avranno a disposizione la piattaforma unica messa a disposizione dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Adesso per noi la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta vi do 2 aggiornamenti veloci. La Lega ha presentato la proposta di legge per introdurre il terzo mandato per i governatori, se ne è parlato tanto, adesso è ufficiale. La proposta, firma di Alberto Stefani, segretario della Lega Veneta e presidente della Commissione bicamerale per il federalismo fiscale, modifica la legge del 2004 che fissava 2 il numero massimo di mandati consecutivi per i presidenti di regione, e sappiamo tutti cosa significa questo per il Veneto. Domani vi do questa notizia: in tribunale a Vicenza, udienza per 12 persone accusate di aver fatto il saluto fascista nel 2022, il giorno del ricordo della strage di Schio. Sullo sfondo ci sono i fatti dei giorni scorsi di Acca Larenzia che hanno infiammato l'opinione pubblica. È tutto dal Veneto, c'è il meteo, buona serata. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
Benvenuti al meteo. Pressione atmosferica in deciso aumento su tutta Italia, dunque anche sul nostro territorio il tempo sarà buono. Il dettaglio di venerdì 12 gennaio. Sul Veneto non mancherà il sole come ci mostra la grafica, il cielo generalmente sereno salvo qualche locale nebbia sulla zona pianeggiante durante le ore più fredde. Le temperature saranno in lieve locale aumento, minime ancora sotto zero, massime comprese tra 5 e 8 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui soleggiato, cielo sereno o velato, non sono previste piogge. Temperature minime tra meno 3 e 2 gradi, massime sui 6-9 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Dominerà il sole con solo qualche annuvolamento sull'Alta Valle Aurina al mattino. Temperature minime intorno agli 0 gradi, massime sugli 8-9 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.